Allora, io ho interrotto Paolino Barbiero che in sintesi ci dava l'input cosa è successo nella fase 2 per poi passare subito a quest'ultima fase, chiamiamola 3, insomma quello che si aspetta. Paolino Barbiero. No, nella fase 2, la cosiddetta fase della ripresa, anche qui si sottovalutano le risorse che sono state messe a disposizione, perché è stato fatto un grande intervento economico, e lo vedremo poi anche con i comuni se ho un attimo di tempo, ma c'è stato anche un grande intervento sulla parte di finanziamento del sistema sanitario. E allora, anche qua, è chiaro che se i 4 miliardi erano 6 eravamo tutti più contenti, ma con 4 miliardi in più si possono fare tante cose. Aggiungo anche che se questi 4 miliardi, una volta distribuiti per regione, vengono messi insieme a una riorganizzazione della macchina, intervenendo su tutte le diseconomie che ci sono nel sistema sanitario, perché non è vero che non ci sono, basta avere la capacità di guardarlo con attenzione, di rompere i vecchi schemi, di avere, come si dice, un pensiero laterale e provare a riorganizzare meglio tutta la macchina. Ci hanno sempre detto che il Veneto si è salvato meglio rispetto alla Lombardia perché avevamo una struttura territoriale. Io che però la struttura territoriale la conosco bene, dico anche che in questi anni è stato tolto molto dalla struttura territoriale, cioè se noi avessimo avuto la struttura territoriale 10 anni fa avremmo subito ancora meno danni, per cui oggi l'investimento da fare qual è? Riqualificare la struttura territoriale, i distretti, i poliambulatori, il sistema di cura a casa con le cure palliative, è stato inserito l'infermiere di comunità, noi l'avevamo già previsto nell'accordo fatto l'anno scorso con l'USI l'idea di andare verso l'infermiere di comunità, per cui se le parti, quindi sindacato che rappresenta i pensionati, i lavoratori, sindaci, ULS, stanno sul merito e la smettono di essere uno contro l'altro politicamente a seconda di cosa si rappresenta, molto probabilmente saremo più efficaci. E per chiudere il ragionamento, la sfida vera è la fase 3, perché la fase 3 ha i cambiamenti, cioè la fase 3 vuol dire che noi dovremo vivere con il distanziamento sociale, con modalità diverse, e in questo caso se andiamo a guardare le linee guida che la Regione ha fatto, e già ieri nel tavolo di coordinamento sono emerse una serie di criticità, la metto così: se quelle linee guida non vengono rimodulate con un po' di più attenzione e semplificate, c'è il rischio che in casa di riposo non ci vada più nessuno, perché se poi nessuno può andarlo a vedere, alla fine non so che scelta possono fare i familiari rispetto a questa situazione. Cioè, la estremizzo per rendere evidente come ogni volta che sento la discussione in questa regione sembra che il problema sia il governo. Il governo ha tante cose che ha sbagliato e ne sbaglierà, ma ci sono questioni che vanno affrontate a livello locale e sono di responsabilità locale, il governo non c'entra niente, ed è su queste che vorremmo aprire un confronto vero con la regione e con i comuni. Con i comuni abbiamo cominciato a farlo a Treviso, perché abbiamo già fatto 10 incontri, compreso Treviso capoluogo. Se volete ve lo racconto in sintesi. Sì, prima passo la parola di nuovo a Fulvio Dal Zio a questo riguardo. No, indubbiamente le risorse che sono state messe, soprattutto quelle che vengono, che sono in programma di arrivare, insomma, soprattutto con i fondi europei, compreso l'ultimo Recovery Fund for New Generation, sì, che sono metà circa a fondo perduto, metà con prestiti a lunghissimo termine, a basso interesse, insomma. Sono un'opportunità per il nostro Paese. Io poi non capisco tutta questa disputa sui fondi MES per quanto riguarda la sanità, e Paolino prima lo diceva molto chiaramente. A questi poi aggiungiamo, se non sbaglio sono 10 miliardi, non mi ricordo esattamente il nome, per quanto riguarda la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali. Ecco, quindi le risorse che stanno per arrivare sono ingenti. Indubbiamente c'è la necessità di sburocratizzare il sistema, però poi a volte c'è anche una contraddizione, perché da una parte si criticano le misure che prende il governo perché magari sono troppo rigorose, dall'altra poi magari lo si critica perché non sono chiare. Insomma, io ho un'altra idea, io penso che
un governo dovrebbe dare le linee guida, e poi sono, come dire, le strutture, gli enti delle singole categorie che dovrebbero avere la responsabilità nel rispettare le linee guida e dire e comportarsi conseguentemente, perché il bene è ovviamente un bene comune. Insomma, io non vorrei che ci trovassimo ancora una volta nella situazione che, come dire, ognuno per sé e poi lo Stato deve pensare a tutti. Non funziona così. Quindi questa può essere un'opportunità straordinaria, basta con le lamentele, le possibilità di una nuova fase di sviluppo che cambia anche il paradigma con cui siamo cresciuti. Penso alla questione ambientale, ai temi dell'economia circolare, all'investimento sul welfare che qui giustamente ne stiamo discutendo. Sono come dire, opportunità che questo Paese deve saper cogliere, dovrebbe saperlo cogliere tutti assieme, insomma. Però indubbiamente c'è anche uno scontro di potere dietro a questa, certo, come giustamente diceva Paolo sulla fase 3, quello del riavvio dello sviluppo, insomma. La partita si è iniziata ad aprire, vediamo come andrà, quale sarà la sua evoluzione. Certo, noi non siamo disponibili come sindacato confederale, né tantomeno come sindacato commissionati, a far da spettatori, perché quando c'è, come dire, da stringere la cinghia, c'è da richiamare un po', garantire la pace sociale, allora andiamo bene. Poi quando c'è, come dire, la fase dello sviluppo, che magari le situazioni più critiche sono superate, veniamo accantonati. Ecco, se qualcuno pensa a questo sbaglia, perché noi vogliamo e saremo in campo per tutelare gli interessi dei lavoratori e del Paese. Certo. E del Paese, che è solo il sindacato confederale che riesce a ragionare in termini generali. Mi permetto, so che aprirò polemiche, ma le associazioni imprenditoriali in questa fase non mi sembra che stiano guardando agli interessi generali del Paese. Paolino Barbiero, proprio perché siamo verso la chiusura, la fase che invece avete di contrattazione con i comuni, quali sono i 10 punti in estrema sintesi su cui avete trattato? Intanto abbiamo incontrato già 12 comuni e stiamo facendo dei verbali di accordo, e tra l'altro mettiamo anche a nudo alcune critiche che sono foriere. Allora, la prima cosa, non è vero in assoluto che i sindaci hanno una contrazione di risorse, almeno nella fase attuale. Se piangono, cioè se hanno battuto... Piangono perché questo è un paese in cui... Piange tutti, piangono anche loro. Però siccome piangiamo anche noi pensionati, quindi figuriamoci. Ma siccome chi è dirigente deve fare il dirigente, in queste settimane io sento dire che ci vuole un nuovo risorgimento, ma il nuovo risorgimento si fa con le cose che ci sono e con quelle che si conquistano, mica con quelle che uno desidera. Con i desideri non si fa risorgimento, non so se mi spiego. Bene. Dico 2 cifre perché così si capisce. Il governo mette a disposizione una quota anticipata del fondo di solidarietà comunale. I comuni di Treviso, tutti insieme, hanno versato 38 milioni di euro. Il governo ne restituisce 63, quindi 24 in più. Anche qua la discussione qual è? Sono pochi. No, non sono pochi, sono 24, perché se non li restituiva non c'erano i 24. Quindi ragioniamo poi quota a parte, comune per comune, cosa fare. Aggiungo. Il governo ha stabilito che la quota di avanzo deve essere libera, può essere utilizzata, cosa che non si faceva l'anno scorso. I milioni sommati dei comuni di Treviso di quota di avanzo libera sono circa 60, chiaro? E con tutti i comuni stiamo ragionando come questa quota libera va a sostenere le famiglie che hanno avuto periodi di cassa integrazione, le famiglie che hanno dovuto pagare abbonamenti, scolabus, ticket e poi non hanno usufruito del servizio, e via discorrendo. Gli anziani soli, quelli che hanno pensioni sotto ai 700-800 euro e non hanno nessun'altra fonte di reddito, che hanno costi in più in una situazione di Covid, ok? Quindi vanno sostenute queste persone, e chiaramente anche i lavoratori autonomi, i commercianti e via di questo passo. Ricordando sempre una cosa però, che l'83% delle entrate IRPEF sono da lavoro dipendente e da pensionati, quindi i lavoratori e pensionati stanno facendo solidarietà con loro IRPEF, con quelle classi di lavoratori autonomi che non sempre
sono oneste con il fisco, mettiamola così. Ma questo non lo dico per colpevolizzare qualcuno, lo dico perché questa, se deve essere la fase di sorgimento, bisogna che sia chiara per tutti, cioè che il cambiamento poi non comporta più che ci sia chi ne approfitta come prima. Certo. E credo che questa sia una grande opportunità. Aggiungo l'altro passaggio. Velocissimo, perché siamo in chiusura, Paolino, con una battuta. Fammi finire questo perché è importante. Hanno la possibilità di rinegoziare i mutui. Il Comune di Treviso, quando abbiamo iniziato la discussione, siccome appunto Conte di Treviso è della minoranza, ha attaccato il governo, poi ha detto che rinegoziando i mutui può avere una libertà di manovra di 8 milioni di euro, apparsa sui giornali di ieri. Allora, va bene la critica, ma a un certo punto bisogna anche finirla e stare sul merito. Noi con i sindaci vogliamo stare sul merito, perché non ci interessa se sono di destra, di sinistra o civici. Dobbiamo capire se con le risorse che ci sono, le risorse che potranno arrivare tra poco, si può salvaguardare il tessuto sociale. Aggiungo anche un'ultima questione. I comuni hanno una partita che si chiama crediti di dubbia esigibilità, cioè soldi che devono accantonare perché devono incassare quei soldi, che potrebbero essere multe. Sì, velocissimo perché siamo in chiusura, partiamo alla sigla tra poco. Veloce. Se si libera il 20% dei crediti di dubbia esigibilità, sono ulteriori risorse da spendere. Quindi bisogna provvedere. Ci vuole un po' di fantasia, ci vuole un pensiero laterale, la devono smettere di lamentarsi. Dovete provvedere anche voi a intervenire, benissimo. Grazie Paolino Barbiero, collegato con noi da Treviso, grazie naturalmente a Fulvio Del Zio che è intervenuto qua in studio. Ricordatevi, le sede sono aperte, telefonate, prenotate, sono tutti i numeri telefonici, li abbiamo fatti vedere, la puntata potete rivederla comunque in replica e poi naturalmente sul web con tutte le informazioni necessarie. Buon proseguimento, grazie.